compagnia di Alessandro Cricchio, che è l'amministratore delegato di Talent Garden. Benvenuto Alessandro. Grazie mille. Con te vorrei parlare di innovazione. Innovazione, sì. Allora, Talent Garden è un campus a Genova che ospita 120 start-up e quindi abbiamo creato, diciamo, un polo che rappresenta un epicentro di quella che è la nuova imprenditoria 4.0 su Genova. E io sono contentissimo che Volgo è stata tra le prime partner del nostro progetto e ha colto da subito al balzo l'occasione di rinnovare quella che è una tradizione, la tradizione della cultura dell'automotive, che è una tradizione fortissima in Italia, e ha saputo, io dico sempre, tutto ciò che non si rinnova muore. Oggi il mondo automotive affronta delle sfide importantissime legate all'elettrificazione, tutta quella che è la digitalizzazione del processo costruttivo e applicativo dell'automobile, e Volgo è stata una delle prime realtà che da subito ha colto l'opportunità di rinnovarsi, la cultura della start-up, ovvero il concetto di società che punta il suo business nel brevissimo periodo tutto sull'innovazione, sul brevetto, sull'idea innovativa, per poi avere successo in un brevissimo raggio di tempo, in un'ottica di scalabilità esponenziale. Io colgo l'occasione per fare innanzitutto tantissimi auguri a Volgo, 10 anni che sembrano 2 giorni, e mi auguro che questa fruttuosa collaborazione tra tradizione dell'automobile e innovazione e 4.0, che su Genova devo dire che trova un ottimo palcoscenico, abbia seguito. Grazie.